Cioè questo vuol dire Forza Sardegna? Certo, io, forza, Sant'Intao. Sant'Intao, no, Sant'Intausen. Sono intervenute, gli ho detto al bambino piccolino. Gli ho detto così, tu non sei cinese. VS adesso. Duzzirriant. No! Non è VS, perché No, io ho è detto cambiato. a Torino mi è successo un casino alla RAI. CUSU. SO. E voi di Duzzerri come te? Vabbè. Comunque, Duzzirriant as interprete, Sì. cioè lo chiamano l'interprete perché lui Però non si è vede. l'interprete della comunità di cinesi del Pinerolese. Lui non è mai andato, non è E neanche mai andato né in 20 Cina. anni in Cina e neanche 20 anni a scuola. Niente, lui ha fatto. L'ho imparato con loro. L'ha imparato con loro. E quindi Autodidatta. praticamente io lo proclamo lui nello porto il sardo più intelligente che oggi vive. Perché? No, è così, perché tu hai imparato. Ma come l'ho imparato Da io, i autodidatta. cinesi mi dicono sei l'unico. Sì. L'altro È una- giorno è una passata delle una lingue più cinesina difficili qua del mondo. e mi ha detto ciao Nello, io l'ho guardato, non l'avevo mai visto, ho detto chi sei? Come mai mi conosci? Le ho detto in cinese. E sai cosa mi ha risposto sempre in cinese? E chi è il cinese in Italia che non conosce Nello? Bravo! A Firenze, sono 600 km. Quando tu dicevi mi Zirriantas interprete, Si interprete. era vero. Io non mi ritengo interprete perché non ho studiato questa lingua e neanche andato in Cina. No, imparato lo so. E ogni Ascolta, tanto da buon adesso sardo uno cinesi- schiaffo morale glielo do allora, perché Adesso, cominciano. Qualche Ma cinese lei- ce n'è qui che facciamo un esempio pratico. Ma Che lo fermiamo. Dinnemmo, chi è venuto a cercarti? Enrico Papi o chi era? I nomi non li so, uno scuro con la barba e l'altro snello magro alto. Allora non era Enrico Papi. Ah, tu naso Enrico Papi cosa? Neanche le Iene, non era Enrico Papi. No. Ma non è Enrico Papi con la televisione con gli no, occhiali. questo No, Enrico... no. No, aspetta, Enrico... Vabbè, comunque. Enrico Papi era quello che faceva le trasmissioni lì, sai, con gli occhiali. Vabbè, Stavo con i mondi. confondendo. Adesso, Enrico... il primo cinese che troviamo. Sì, dai. E da buon sardo. Il più vecchio che c'è quello lì. Aspetta, aspetta. Sai qui, Vinti in Sopon? Vinti in Sampan, dai. No, Cinese. No, ma a Romano tranquillo, sai, si sono Sì, molto. adesso lui gli ha chiesto. Si affittava, se no, tante buie si donna. E dove si affittava? Sono stati 4 anni, 2 famiglie. Ciao. Tu sai cosa già detto? Chiedi alla signora se parla in cinese, vedi? Lui è Parla, legge, scrive. lui è il sardo più intelligente che sia. L'ho sempre detto. Lei guarda, stamattina all'ospedale Agnelli, no? È andato oggi al pronto soccorso a Pinerolo per fare da interprete. E parlavo con loro. Non Poi sapevo ad un tratto ho nessuno. preso un pezzo di carta e una penna e guarda cosa mi sono messo a scrivere. Leggi, e lì Gesù cosa dovevi scrivere. In cinese hai scritto? E lì, leggi, e capisci? No. Forza di volontà. Hai scritto stamattina... Tu sai cosa bevo io, poi chiedi allora. Dai, Tu è hai un tè, scritto. vero? Stamattina Sì, sono lui è un tè di venuto moda. a fare da interprete. Non ha cambiato l'abitudine. Beh, facile, vero? Io un caffè e un bicchiere di acqua gasata. Sì? Una birra. Una birra piccola? Sì. Comunque c'ho migliaia di gente che mi Certo, fa i complimenti. Che birra c'è? Però ogni tanto c'è qualcuno che... Birra, Heineken, Bex, Ceres, Bottiglie Stevens, piccole. bottiglie da 33, Allora, poi la Moretti, poi... tu di quella? Una birra, ho chiesto. Anch'io. E allora in due, dai. Là, guarda cosa scrivo mo. Due Heineken, No? due Heineken, media. Tu cosa vuoi? Perché no, io caffè. Ciao, io Sant'Intao, là. Guarda lì cosa c'è scritto, guarda. Una volta mi ha Sant'Intao, disappuntato cinese su un video. Ciao, io Sant'Intao, E tanta risposta. una volta mi ha. quanta risposta? Niente, meno 40. Allora è tutto quello, i pantaloni, i maglioni che vedono è tutto quello. Comunque affittata là, lì è cominciato lo scambio. Per esempio, quando è arrivata la bolletta della corrente, lui veniva da me, qualcosina dicevano dire capo, sapevano dirlo, capo. Pagala tu. E io facevo così, io da buon sardo, no, ci gioco uno per dai maghi, ma non imparo mai sta lingua. Non la imparerò mai, invece ma a 15 anni sono venuto. Non solo l'hai Tutto imparata, a l'hai gesto. scritta. Sì, lo scrivo. Però scrivo, non tutto, no? E poi niente lo scambio lì. Quando era la bolletta delle luci, io gli facevo il segno.
c'è da pagare. Luce. Poi non so nemmeno io, siamo arrivati a un punto che ci siamo capiti di dirlo in cinese e io in italiano. Tienpi, bolletta della luce, tienpi. Capito? Lo so anche scrivere. Tienpi, e di lì. Poi di lì ho cominciato già a imparare qualche parolina, per esempio io facevo così in italiano, 1, 2, 3, che loro non dicono 3, lo sai, non dicono 3, 4, capito? Lui stuzzicandolo così, lui poi in cinese diceva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da 1 a 10 e di lì ho cominciato a fregare i numeri. Poi una volta è capitato così, ascolta la scena, poi come ho cominciato io a aiutare i cinesi. E quel giorno lì nevicava. Io non vado a lavorare, neanche lui va a lavorare. Prende il pullman e va in questura a Cuneo. Per il permesso, stava facendo la ricognizione familiare. Arriva dopo in pomeriggio sul tardi, arriva tutto sconsolato, ha detto ho perso la guerra, cosa succede? E gli ho detto no bene, perché bisognava parlare così con loro. E te buffo, su te è caldo, lo so. Sono stemmio, E ha detto così, non gli chiedo cos'è. No bene, perché bisognava parlare così, non sapevo niente in cinese. No, facevo la ricongiunzione. Un giorno, un'altra volta, facevo sempre d'inverno, nevica di nuovo, non va a lavorare, anche io non vado a lavorare. E io Cuneo mi diceva, io Cuneo bus. Ha detto che andava a prendere il Cuneo per andare a casa. Lui mi diceva a me, lui. Non capivo, ma era triste, mamma mia, mi voleva dirmi accompagnami tu, vieni anche tu in questura. E così, ma io provo ad andare, male che vada, ti sbatto lo fuoco. Perché in quei posti lì, madonna, questo di Cuneo è terribile. Ho tentato, arrivo con questo cinese. E quel giorno lì esce una poliziotta. Abbiamo problemi col computer, tornate fra 2 ore, andate al bar a bere un caffè. Lui non capiva niente. E io ho detto così, adesso sono le 8:30, 10:30, 11 le va bene, ha sentito un italiano parlare. Chi ha parlato? Ho detto, minchia, mi attaccano. E invece no. Ho detto, meno a me era solo un italiano, in mezzo, tutti marocchini e cinesi. Non ho sentito questa voce italiana. Ho detto, finalmente un italiano. Ho detto così, tornate su per le 10:30, 11, abbiamo problemi con il computer. Quando siamo andati dentro, gli ispettori lì, quello che faceva le ricongiunzioni. La conosco. Che fa così, lei è italiano, sì, si sente, vero? Sì, è sardo, vero? Sì. Cos'è il problema con questo signore? Così. Questo signore qua è troppo basso il peso. Mi manca la dichiarazione del suo datore di lavoro. Sa, il datore di lavoro se ne approfittava un giungimento. Esatto, mancava lo stesso documento. Io ho detto così, sente, gentilmente, perché questo qui è un mio inquilino, io sono il suo può dirmi gentilmente che documenti servono, poi io magari gli do una mano via, visto che lui non riesce a sfogliarsela per niente, in italiano. E va bene, scrive la sfilza di documenti, ciò che serviva, che i documenti che mancavano la ricongiunzione, no, dai, le dichiarazioni del medico, il contratto il contratto di affitto deve essere vidimato, sai, registrato dall'ufficio delle entrate, sai, tutte quelle robe lì, vanno a spiegare, ma non esiste in Cina. Infatti questa lingua è terribile per quello, non si vede, le abbiamo noi, non si riesce a spiegare loro. L'ufficio delle entrate non esiste in Cina. Capito? Entro 48 ore devi fare la denuncia l'antiterrorismo, cos'era fabbricato, l'antiterrorismo. Delle persone esatto, entro 48 ore si parla, quello non esiste in Cina. Quindi, mai l'avesse fatto, l'ho aiutato, si è passato parola, l'indomani avevo 3.000 cinesi. Facevo da lunedì al venerdì, avevo la macchina, ne caricavo una famiglia e portavo su a Cuneo. Allora li compilavo io, i rinnovi dei permessi, con la ricongiunzione familiare, nulla osta, sai, tutto compilavo io. Invece adesso fa tutto per email oppure prima era per posta, sai? Online. E adesso addirittura prima però i permessi di soggiorno li facevano all'ufficio delle poste, sai? Invece prima li compilavo io. La bustina c'è, dai, ma l'avessi fatto, ne appoggiò a uno, si sono passati parole e mi sono diventati 3.000. Ecco, 3.000 tra Barge e Bagnolo, poi c'è Viviana, Luserna, in via, sono 8.500 cinesi. Che tu sei arrivato tanti anni fa da San Gavino, con che istruzione? Che titolo di istruzione? Terza media. Con la tua famiglia che ha lavorato nel settore della pietra di Luserna, nelle imprese 10 anni. della pietra. Poi loro se ne sono tornati in Sardegna
E sono tu sei rimasto solo qua lì con questa casa enorme. con questa casa e quindi a un certo Ho punto affittato. sono cominciati ad arrivare i cinesi. Sì, era l'ondata che Con arrivavano. questo Sì, cioè, nel in questo 2000, modo tu 2001 hai- arrivavano tantissimi. Hai Adesso imparato, di meno. cioè hai interloquito con loro, no? Sì. È così che succede. Praticamente io sono riuscito a fare uno scambio, adesso era in italiano, io lo dicevo in italiano e lui me lo diceva in cinese, perché il vocabolario, quando si studia il vocabolario, perché uno può dire così, può apprendersi un vocabolario, no, me l'hanno buttato 2 volte dalla finestra, l'hanno scaraventato 2 volte in giù, mi hanno detto loro, la figlia, quando poi cominciavano i bambini a parlare italiano, mi hanno detto quello va bene, facevano, quello Pechino, e noi Shanghai. Loro infatti ho provato a parlare con loro quello con loro parlo quasi il dialetto io. Il sud. non è il mandarino. Io con loro parlo il cinese del sud Cinese? del sud il nazionale, la lingua del sud, la lingua popolare, la Cina popolare parlo io, non parlo il mandarino. Il mandarino? No, non lo capiscono Perché è la loro. lingua ufficiale che loro non capiscono. Ma aspetta, il mandarino, sai cos'è il mandarino? Il nazionale come ci abbiamo noi, che parlando italiano ci abbiamo tutti, però lo parlano 800 milioni, gli altri 700 milioni se bastano, sono tutti calabresi, pugliesi, veneti, piemontesi, friulani, romani, napoletani, capito? È tutto miscuglio, quindi non è una vera lingua questa. Il mandarino sarebbe l'italiano che parliamo noi. Gli altri 700 milioni sono locali, etnie, tutti dialetti, tutte parlate diverse. E poi, ma quando quel fotografo è venuto, quel fotografo amico mio è venuto a fare la ricerca sui cinesi, Io ero in chiesa perché tu eri a c'erano... Bagnolo Sì. nell'oratorio a fare lezione. No, Perché i preti di Barge, Bagnolo e Saluzzo sentivano in giro, loro facevano scuola di italiano, però cosa succedeva? S'annoiavano, dopo 2 o 3 ore c'è chi si addormentava, chi si nervosiva perché loro parlavano solo italiano. Capito? Allora non ho saputo che c'era a Bagnolo un sardo che parlava cinese e mi hanno conosciuto. Un giorno nevicava grosso così, sono andato in chiesa, male che vado mi mandano via. Sono entrato e mi fanno, ho salutato, buonasera, hanno visto che sono italiano, posso restare? E mi hanno detto i preti, sì, loro non mi conoscevano, non avevano mai visto che ero io, sapevano, sentivano che c'era un sardo che parlava cinese, però non sapevano che ero io. Io mi siedo in mezzo alle cinesine e mi hanno detto, Nello, vieni. Sì. Quando poi il prete parlava la lavagna, parlava italiano, scriveva italiano, parlava solo italiano, cominciavano a sparare, tanti dicevano via, nel dialetto cinese. Poi, visto che lui parlava ogni tanto qualche parola la diceva dal vocabolario in mandarino e loro non lo accettano il mandarino, non lo parlano, e non lo accettano nemmeno. Ah, non l'accettano Allora si proprio? giravano da me, mi si sono girati da me, tutti erano 30-40 persone erano, bambini, papà e mamma. Si sono girati da me e mi hanno detto, Nero, ta shoshama. Mi ha detto, itenarendo. No, il tenarendo. Ma con te, itenarendo. Vabbè, no, aspetta. E io ci ho detto a loro. Non lo capivano, perché itenarendo, cosa sta dicendo? E io parlavo in dialetto. Io sto dicendo, quando ho sentito me si sono voltati di scatto il prete. Ah, ma lei allora questo famoso Nello che dicono i cinesi, sì, da lì tutte le domeniche facevano la mancia, il prete di Saluzzo era bravo, Madonna, certe volte mi lasciava anche 50-100 euro, c'è dei Bagnolo tipo. Ti stavo dicendo quello. Io facevo 3 ore di italiano allora, avevo 2 lavagni, una lavagna italiano e una lavagna in cinese. Ma lo scriveva. Firaudani, te Dove hai mai visto te? Vedi che sto scrivendo? L'hai visto lì? Quando sto scrivendo Buon Natale a tutti. Sì, no, buona Pasqua, buona Pasqua. Ricordi? Però la cosa è che a questo punto loro... a questo punto potevi fare il prete in cinese. No, non scherziamo, perché un'intervista... Sai cos'è? Loro non per vantarmi, io sono anteici. Ci montesi italiano, si chiamano da 7-8 anni, 10 anni a Torino a studiare all'università e non vanno a fare l'interno. No, tu non dai, non sei mai bene in Cina? Sì. E mai andavo a scuola. E poi da conosco come ti chiesi sta frate mio o sorre mie. Perché la cosa è questa. La vita gatto sono anteici. La cosa che voglio sottolineare non per è questa. vantarmi io adesso. Però a questo punto dovresti andare anche in Cina a vedere dove Ma a me tutti i giorni me lo dicono, stamattina quando ero a Pinerolo me lo Non diciamo dicevano. cazzate, adesso sottolineiamo il fatto importante qual è. Che c'è un'alta concentrazione di cinesi in questi 3 comuni, ma altissima rispetto alla popolazione. Non ci sono paragoni in tutta Europa. Ah, Enzo, il signor U che abbiamo conosciuto noi di dov'è?
di Zhejiang, che lui è di Zhejiang. Il 90% della Sono popolazione un cinese miliardo in lì. Italia viene da Zhejiang, che è la provincia E il cognome, là, il cognome di loro, ce n'è 1 miliardo di questi. Capito? vengono dalla provincia Tu di dici lui non ti capisci. Comunque la maggior Poi ti parte spiego dei perché è cinesi, difficile sta lingua. la maggior parte dei cinesi in Italia arriva dalla provincia di Zhejiang, Bravo. con capitale Shanghai. Zhejiang è una regione che è grossa il come problema tutta è l'Italia che- intera. Il problema è che in questi 3 comuni del Piemonte, Vigliana, Barge e Bagnolo, c'è un'alta concentrazione di cinesi che non appare in tutta Europa. Quindi le istituzioni, comuni, provincia, Come si scrive in regione, cinese? eccetera, avviano tutta un'attività di integrazione culturale che si chiama Monviso Culturale e che mettono studenti o laureati universitari in lingue orientali. Peccato che sono laureati in lingua ufficiale mandarino, che loro non parlano. Chi lo parla invece è lui. Quindi quando riuniscono questa gente e nessuno di questi interloquisce con loro. Poi tu pensa che la pubblica istruzione in Cina fino a pochi anni fa non era obbligatoria, quindi io mi trovo cinesi di 40 anni, 50 anni che non sanno né leggere né scrivere. Anzi, Io tante volte arrivo all'ospedale, ciao, parte degli immigrati arrivo all'ospedale o in tanti posti, c'è un foglio in cinese scritto, oh meno male che... Gli dico cos'è e mi dice in cinese, mi nada, ma danno se vuoi né leggere né scrivere. sì, capito? Questo è il fenomeno. Poi a un certo punto In Italia non esiste, in Italia o sei malato mentale che non puoi andare a scuola, altrimenti non esiste. La terza media è obbligatoria, in Cina non è obbligatoria, adesso sarà obbligatoria. torniamo alla cosa. A un certo punto mettono su questa organizzazione comune pubblica che si chiama Monviso Solidale, tutti questi per interloquire con i cinesi. Esatto, che sono questa dei roba pagliacci, fa dai, un dai. flop dell'altro Poi te lo mondo. dico io, dai. Perché soprattutto con i cinesi nessuno può. Allora, lui c'è il parroco che gli dà queste aule dove lui fa eccetera. Poi suscita naturalmente invidia e diffidenza, perché per esempio lui va dal medico dove andava, no? C'è una segretaria che va con una cinese. Dopo che sente invece che interloquisce con i cinesi, O Dunai a gli Sassari, avvocati di questa zona su Piemonte, i piemontesi non ci gavano, non gli va giù, è usato un Piemonte che vai in questa scuola dei cinesi. Sono la terza media. Cioè, il fenomeno è questo. Invidia, invidia. Indivia. Perché io vedo in tanti posti. Indivia. Invidia. Indivia. Nada, il Gicoia, nada, il Gicoia. Perché c'è questa organizzazione messa su con soldi pubblici che fallisce, perché il problema con i cinesi Mo io non è così. perché il Non problema sono è che anzi nessuno io sono parla sempre stato cinese, pessimista vero? di carattere, Se non ancora lui. però loro, i cinesi dicono la così, volta che mentre ti ha vai portato- tu, non so buono, da so cinese, non so né buono né legge scritta, io leggo la stampa Racconta quando ti cinese. ha portato dei carabinieri. Quello che ti ha detto, ah ma questo è un millantatore, è uno che truffa, e tu gli hai detto, oh cambia, Sì. io vi scrivo questo in italiano, ve lo trovo. Chiedete a voi se... E poi un'altra, e non te l'ho raccontato, ascolta, arriva una cinesina dalla Cina, un tumore all'utero, arriva giù dalla Cina, ascolta la scena, il marito era paesano. Era? Lei arriva dalla A Cina. Paesano, un comune della Ah, paesana. Arriva dalla Cina con l'ecografia le donne lo sa, l'ecografia che gli hanno fatto tutto, no? Dove gli appare un tumore all'utero, tutto stampato in cinese, non c'è un appiglio, è come te noi, che appiglio hai te? Cosa becchi di una scrittura così? Non è inglese o francese che vedi le consonanti, vedi le cose, che appiglio ti prendi qua? Niente. Questo foglio era così. Il ginecologo di lì fa così. Ma questo è dalla Cina, ma cosa? Ma scherziamo, ma io mi metto a parlare da Cina. È così. Ma il signore chi è per me? No? Così. Il signore è quel signore che l'accompagna. Secondo la privacy, ecco, sì. si accomodi fuori. Ascolta, Certo. è bella roba, ascolta la scena, si accomodi fuori. La cinesina appena arrivata dalla Cina, no, con questa ecografia tutta stampata in cinese. Lei mi diceva, Nelo dove vai? Mi diceva in cinese. Loro entro di nuovo dentro, di nuovo mi sbattono fuori. Lei per la privacy non può entrare. Pille chiama la volante, arrivano 2 volanti dalla questura, ascolta. Ma a Cuneo questo, Alba. A Torino. A
Torino. al CTO o a Sant'Anna, cos'è quella Sant'Anna, clinica? Sant'Anna. Scendono 6 poliziotti, mi circondano. Cos'è il problema? Cosa è successo qua? Cos'è il problema? Il problema è che questa signora sta appena arrivando dalla Cina. Ma lei parla in cinese, ha detto, adesso vediamo se parla in cinese. E cos'è il problema? Perché ci hanno chiamato? La signora così, c'è la privacy, io non potevo stare dentro. E cosa traduco con lei? Ho preso il foglio così, volete tradurlo voi cosa c'è scritto qua? Alla fine mi ha detto, ma lei è sardo, mi hanno toccato persino la mano. Però vedi, gli ospedali sono bastardi. Perché mi hanno chiamato la polizia? 2 volanti sono arrivati. Perché non si fidava? Come quella volta che ti avevano chiamato i carabinieri qui a Bagnolo, Poi te ne racconto un'altra. che ti hanno chiamato dai carabinieri, tu hai Bella, detto, bella. Mi sa bella questa adesso di Vinerone. li scrivo io in italiano, vediamo se traducete. Ah sì, quello è il maresciallo di Il maresciallo di Bagnolo. siciliano. Oh, aspetta che mi... C'erano altri carabinieri, tutte. Un pezzo. Ten, là. Chi è? Aspetta. Oh, ci saluto, nici ci caiță? Suo bus? C'è un bel servizio, mettiamo su. Nici se? Oh, sai Nali, sai Bagnolo? O scienza Sciamputano, nici se? Oh. No, mentre in San Citian non ci saluto. Io patti in panzo a bus. Ma dai che non ha lavorato. Io fui, io meglio io qui. Sono andato a pranzo fuori. Ma noi cinesi. Oh, Cizan, meglio io qui? Sì, ha saluto mia figlia. Tu sparava in cinese. Ma non ti stupidate, ma figurati. Ma vuoi venire, Citian non c'è. Sa, tenevo prove delle mie. Oh, Balgia, Nizza e Balge? No, quelli con la... Ah, in via. Oh, tonna, Nizza se. Oh, c'è Nizza in via. E no, e mi tinsa San Citian non ci saluto. Ni lo con quella c'è uo Bagnolo? E no, Nali, ci Balge. Vuoi citare saluto? Non è cattiveria, ma... Attenzione, vuoi citare saluto? Citian non vuoi saluto. Io patti in panzo a bus, panco scialso, Citian non ti saluto. Però le ancora dire? Crede? Ci senso meglio posso io qui, Cosa che... Allora, per onde evitare poi, è diventato troppo cose No, Nina li tengo. Come ti fanno tengo? a casa prendersi, perché quindi in bocca la faccio. Oh, te, balge bussazan tengo. What's ci lai bal, ma attenzione, what's ci lai saluto, what's ci to balge? Quindi è ancora della lavanda che non funzionato. Oh, saluto bussazan tengo, te, what's ci to saluto? Patti in panzo a bus, patti in pan Bagnolo. Citian non ti saluto. Te, what's è Bagnolo? Bagnolo patti in pan. Saluto patti in bus, balge patti in bus. Te, Bagnolo patti in pan, kai. Patti in pan, Citian to itien to saluto. What's ci to saluto, To bus zang, Capite? Itinde? Osse qua, te, osse qua, Savigliano San qua e saluto osse qua c'è. Capite? Hauda itinde, Walk in peace and put your fan È a bordo. Hauda? Viene da Torino, no, ufficio. Ciao, Hauda? Una volta E te comprendi? Saluto. Ed è altro te comprendi. E poi, ma aspetta, fuori dai paesi te comprendi. Bus. stop. E poi stop. E sa dove o no? Che poi al telefono è ancora più difficile, le linee disturbate, comprendi? Ma se le persone invece vedi la bocca. È a Torino, nell'ufficio. Aspetta, poi ti racconto a Pinerolo. Con la biondina, Lui si è sempre. pesante. Tutto a posto, quella impiegata. Sai quella che ti cacciava fuori, quella in fondo Francesca. Venerdì dopo sono la andato a prima prendere- sala.